Beh sì, è una partita difficile, lo sapevamo, era un'ottima prestazione nostra. Nel primo tempo ho giocato bene da parte loro, ci hanno pressato a tutto campo, abbiamo preso un gol su una deviazione, però come al solito il carattere del Checco Scapirollo è sempre sul campo, insomma sono molto soddisfatto perché vincere 4-2 su 2-0 per loro era molto molto difficile. Beh, forse sì, non è una risposta, noi dobbiamo fare il campionato nostro, però ecco, certo siamo rimasti male perché secondo me la sconfitta è stata ingiusta, però ci ribocchiamo le maniche e come al solito ricominciamo a lavorare e dare risposte sul campo. Le partite sono tutte difficili, pure stasera non era facilissimo con loro sono una buona squadra, come ogni volta che mi intervistate ripeto sempre le stesse cose. Quest'anno la Lega è dura, ogni partita è molto, molto complicata, non basta solo i punti che hanno in classifica, loro poi contro di noi ci tengono tutti in maniera a batterci. Il Cortini è una buona squadra come Royal Cotton, come Gorbet, insomma sono tutte quante belle squadre. Noi dobbiamo fare solo il nostro campionato e poi vediamo alla fine quando finisce il girone di andata, la regular season.